È una partita come sempre diversa dalle altre, è una partita che aspetti tutta la settimana, è il derby del campionato di eccellenza andato in scena per la 13ª giornata al Garden Sport di Mili tra Città di Messina e Camaro. È un momento importante per la stagione di entrambe le formazioni. Da una parte Mister Furner e i suoi vengono dalla vittoria per 1-0 contro il Pistunina e continuano a stazionare nelle zone alte della classifica. Dall'altra parte il Camaro di Mister Ferrara, subentrato ad Alacqua, dopo aver raccolto 6 vittorie consecutive, si è fermato contro il Paternò nella sfida al Marullo di Visconti andata in scena la scorsa settimana. Andiamo a scoprire i 22 che scenderanno in campo partendo dai padroni di casa della Città di Messina, che schierano come sempre il 3-5-2 con Paternini tra i pali, linea difensiva a 3 con Salvatore Leo, Filistad e Bombara, a centrocampo sugli esterni Silvestri e il rientrante Fragapane, sulla mediana Quintoni, Calcagno e Costa che prende il posto dello squalificato Cardia, in avanti Alessandro a supportare Genovese, e questa è la grande novità tattica. Infatti Mister Furner fa fronte così all'assenza di Rasata. Dall'altra parte invece il Camaro con il 4-3-3, Mannino tra i pali, in difesa Cappello, Sciotto, Campo e Mondello, sulla mediana Ancione, Assenzio e Falcone, in avanti Paludetti, ai suoi lati Bonamonte e Sturniolo. In maglia bianca inserti giallorossi il Città di Messina, maglia verde e pantaloncini neri per il Camaro, che si lamenta subito per un fallo da parte di Salvatore Leo su Paludetti. Chiedono qualcosa in più della semplice ammonizione decretata dal direttore di gara. Quelli del Camaro, il Città di Messina prova a imbastire una manovra ma recupera il pallone il Camaro, che si presenta con Bonamonte al limite dell'area. Poi la conclusione da parte di Paludetti, c'è però la presa sicura da parte di Paterniti, prova a rendersi pericoloso il Città di Messina su calcio di punizione affidato a Quintoni. Il pallone viene messo in mezzo, va a deviare Costa, che praticamente va ad anticipare il possibile intervento sul secondo palo da parte di Fragapane. Ancora Camaro in possesso del pallone, funziona però il pressing alto del Città di Messina, che per poco non riesce a trovare una clamorosa occasione. Riesce però Mannino a mandare il pallone in out. Camaro dall'altra parte con Mondello che ci prova con il mancino, il pallone però va al lato della porta di Paterniti. Città di Messina che batte questo calcio di punizione in maniera veloce, il pallone finisce a Quintoni che prova con il mancino, non trovando però il bersaglio grosso. Ritmi lenti a Mili, il Camaro ci prova qui con Mondello che si mangia Silvestri, ancora Mondello che prende il fondo, prova a mettere in mezzo, non arriva all'appuntamento con il gol Sturniolo. Dai piedi di Mondello i palloni più pericolosi per il Camaro. Ancora una volta il numero 3 di Mister Ferrara, protagonista nell'azione successiva, infatti va a sventagliare in mezzo, il pallone arriva sul secondo palo, ci prova Cappello che però manda alto sulla traversa da buona posizione. C'è poi un calcio di punizione per il Città di Messina, sul punto di battuta ci va Ciccio Calcagno, parte l'ex Taormina, trova la deviazione della traversa, il pallone va in calcio d'angolo. Da rivedere a rallenti il tentativo di Calcagno che per poco non trova il gol del possibile 1-0 dal corner successivo. Quintoni va a mettere in mezzo, il pallone viene smanacciato così da Mannino, ci prova Fragapane che si ritrova il pallone sul mancino ma non riesce a trovare il gol che potrebbe sbloccare le marcature. Il primo tempo sembra incanalarsi su uno 0-0 quando poi arriva questo doppio intervento nel giro di 20 secondi da parte di Bonamonte, prima su Costa e gli vale il primo giallo, il secondo su Genovese gli vale il secondo e la conseguente espulsione. Il Camaro resta in 10 per l'espulsione di Bonamonte. Momento di blackout per il numero 11 di Mister Ferrara, che quindi guadagna gli spogliatoi. Prova subito a sfruttare l'occasione il Città di Messina, che allo scadere del primo tempo trova il gol del vantaggio con Salvatore Leo, tutto annullato però per posizione presunta irregolare. Sul lancio di Costa abbiamo rivisto il nostro fermo immagine che non va comunque a dar luce sull'accaduto. Di lì a poco arriverà il duplice fischio da parte del direttore di gara. Continuano le proteste da parte del Città di Messina nei confronti dell'assistente per il gol annullato. Siamo al secondo tempo con il Città che adesso attacca da destra verso sinistra. Il pallone di Calcagno finisce su Salvatore Leo, arriva però Assenzio in pressing e lo recupera in maniera magistrale. È proprio Assenzio a lanciarsi sull'out di sinistra, prova a cercare Sturniolo, il pallone finisce ancora una volta Assenzio che trova Paludetti al limite dell'area, rientra sul mancino, ancora Paludetti, vola Paterniti e mette in calcio d'angolo. Bellissimo il tentativo di Paludetti, altrettanto bello il balzo di Paterniti che va a evitare il gol del possibile 1-0 al Camaro. Dall'altra parte questo intervento di mano da parte di Falcone
viene giudicato irregolare dal direttore di gara e ci sarà il penalty per il Città di Messina, che ha la ghiotta occasione di sbloccare il risultato. Non c'è Rasà, lo specialista, non c'è nemmeno Cardia, e allora sul punto di battuta ci va Quintoni, che parte con il mancino, viene però ipnotizzato da Mannino, che riesce a respingere. Il risultato resta di 0-0, pesa l'errore di Quintoni, che poco dopo lascia il campo per favorire l'ingresso sul terreno di gioco da parte di Codagnone. Poco dopo però, altro episodio chiave del match, infatti Alessandro interviene così sulla ripartenza di Mondello, non c'è dubbio, anche in questo caso è espulsione. Ritorna la parità numerica sul Garden di Mili, poi è Ancione a sventagliare in mezzo, Cappello riesce a trovare la torre, non arriva però la deviazione da parte di nessun compagno, era una buona occasione. Poco dopo, per questo intervento, si fa male Codagnone, che sarà costretto a uscire. Nel frattempo il Camaro va a collezionare una buona occasione, infatti da uno scambio tra Ancione e Assenzio, e il numero 8 che entra in area di rigore ci prova in qualche modo, però Paterniti fa sua la sfera. Come detto, Codagnone è costretto a uscire dal campo, entrerà al suo posto Franco Lacorte. Secondo cambio per Mr. Furner, infatti entra anche Ginagò per Fragapane, e il Camaro però ad avere l'occasione ghiotta al minuto 43 con il neoentrato Portovenero, che spara così su Paterniti. Siamo al secondo minuto di recupero, batte veloce un calcio di punizione il Città di Messina, il pallone di Costa se lo ritrova al limite dell'area Lacorte, che entra in aria e trova il gol dell'1-0, e il ritorno del Re Leone sblocca il match a un minuto dalla fine. Franco Lacorte che torna al gol, l'ex Torregrotta riesce a sfruttare al meglio l'occasione concessagli da Mr. Furnari e trova il gol che va ad archiviare il derby. Infatti entra Di Stefano per Silvestri, ma di lì a poco arriva anche il triplice fischio da parte del direttore di gara. Vince il Città di Messina, che torna al primo posto in classifica in attesa dei risultati di domani di Biancavilla e Città di Sant'Agata. Il gol porta la firma, come detto, di Lacorte. Il Camaro perde ed esce dal Garden di Mili con la seconda sconfitta consecutiva. Adesso si fa pesante il gap sulle prime da parte dei neroverdi. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caruè, e alla prossima.